C'è un momento molto importante per il cinema italiano e noi ve lo vogliamo raccontare con il nostro esperto di cult, G-Max con Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Hai visto che ospitoni che abbiamo Ammazza. oggi? Ciao, buonasera. Grande. Dove sei stato e di cosa ci vuoi parlare? Dunque, questa settimana me ne sono andato un po' in giro fuori Roma. Sono stato a Sorrento perché c'è stato il biglietto d'oro. Sai, come tutti gli anni si dà appunto questo biglietto d'oro che è appunto questo premio. Per chi ha incassato di più. Questa riconoscenza, sì, per chi ha incassato di più in questa stagione. E prima posizione abbiamo avuto Frozen. In seconda posizione abbiamo avuto Maleficent con Angelina Jolie, insomma, e al terzo posto un film italiano. Quale? Dunque abbiamo avuto al terzo posto Un boss in salotto, visto, è vero, un attimo di ci ho avuto. E i secondi e terzi italiani invece sono stati Sotto una buona stella e Colpi di fortuna. Appunto, però ti ho portato delle immagini. Vorrei appunto, le prove, vorrei sì, le prove. Intanto andiamo a vederle, vieni. Ecco, vedi, Sorrento, Natale, presepi, ovviamente, ecco qui il grande De Laurentiis, no? Giusto? Era pieno di attori, vedi, Verdone, sulla panza. no, Lillo, Greg, De Sica, pieno insomma di attori internazionali. Tu dici per Frozen chi lo rappresentava? Infatti, il freddo, faceva insomma abbastanza freschetto, insomma. Frozen, vedi, Verdone, Greg, vedi Lillo, insomma era pieno di attori, insomma. Un sacco di gente, De Sica, ecco De Sica sulla sinistra. Ok, vedi. sì, però questi qui... Sì, poi qui si sono sposati, sono passati insomma a mezzo. Beh, è un gran festone. Giustamente era una festa un po' di tutti. C'è un sacco di attori, vedi, Lillo, Greg, vabbè, ma l'hai detto De Sica, ok. Verdone. No, vabbè, però insomma, Lillo... No, ma è un cane, ma dai! No, però c'era la Cortellesi, La il boss in Cortellesi, salotto. straordinaria. Poi il grande Argentero, vedi, con una sua fans giovanissima. Ma sei un disgraziato! È una fan. Ecco, e poi tutti gli attori, insomma, che arrivano con la limousine. Ok. Che in realtà è, insomma, mi sembra... È una limousine gigante, Sì. è una bella comoda la sì, limousine, diciamo, ok. insomma, sembra un autobus dell'ATAC, così che ecco, avevano e questi. appunto ci stanno tutti i grandi attori che erano presenti, appunto Lillo. Ma come? Ancora? Poi c'era Greg, Verdone, vedi Verdone. Ciao Lillo, grande. Ho capito, ma aspetta, no, ok, ma questi abbiamo Lillo, visti. Greg, Verdone, grande, vabbè, De Laurentiis e De Sica, grande Cristianuscio ancora? Sì, sì, no vabbè, però insomma, è stata una gran bella festa, biglietto d'oro per De Laurentiis, la Cortellesi ovviamente si fa i soliti insomma selfie con i fans, è stata una grande serata del cinema italiano, internazionale, mi sono divertito, meno male va. Dai, Prossima settimana chissà dove mi manderete. Ma io vorrei saperlo, selfie. però è veramente una bella festa. Bella festa, ci siamo divertiti. Sì, te e i tuoi amici, tutti questi Pieno attori, pieno d'attori. Pieno d'attori, infatti indovina chi ti saluta? Lillo, Greg, De Sica, No. De Laurentiis. No, ti saluta Nicola Di Gioia, Vice Domani, Mario Coco e Giovanni Carducci. Vattene, è vero. vattene! Ciao, buonasera. G-Max, grazie G-Max. Va bene, comunque c'era Lillo, Greg, poi biglietto d'oro.